58% delle dichiarazioni di queste partite IVA dichiara reddito zero, il 21% di queste 11.000 partite IVA dichiara poco più di 5.000 euro, in ogni caso meno di 6.000 euro. Quindi ci troviamo di fronte a una platea di soggetti che nell'80% dei casi non dichiara alcunché. E allora se ne è dedotto che evidentemente c'è qualcosa che non funziona nel sistema. Cioè quei soldi comunque di sicuro non restano sul territorio. Questo è un aspetto che vedremo tra un attimo. Certamente, lo possiamo anticipare. Sul territorio non resta nessun centesimo, perché quando i dati fiscali che sono emersi da questa indagine sono stati quelli che ho poc'anzi citato, e allora siamo andati ad approfondire la fedeltà valutaria di questi soggetti operanti in Italia. Ci siamo accorti che gli amici cinesi in un decennio hanno portato via dal nostro territorio circa 600 milioni di euro. Quindi quello che avrebbe dovuto essere reddito dichiarato nel nostro paese in realtà si è volatilizzato verso altri lidi che possono ben essere anche la Cina. Ma l'infedeltà dei nostri amici cinesi, di questa platea di soggetti che abbiamo osservato, si manifesta anche sotto altri piani. Penso al piano contributivo, per esempio, dove l'infedeltà fiscale degli amici cinesi è parimenti altissima. In un decennio oltre 230 milioni di euro di contributi non versati all'INPS. Ma poi c'è una situazione paradossale. Certo. Non solo non hanno versato, ma hanno attinto alla cassa integrazione che è erogata dall'INPS per oltre 50 milioni. Quindi al danno la beffa. Non pagano imposte, non versano contributi, attingono alle casse dello Stato. E qui l'attenzione della Guardia di Finanza come polizia economico-finanziaria, perché noi, oltre ad essere attenti alle entrate dello Stato, dobbiamo anche essere molto attenti a che le uscite dello Stato vadano indirizzate verso quei soggetti che ne hanno diritti. E in questo caso evidentemente quel diritto non c'è. Possiamo dire paradossalmente che ci sono stati casi in cui lo Stato italiano, mediante la cassa integrazione, ha pagato lo stipendio a qualche malcapitato che inevitabilmente è sfruttato dai suoi stessi connazionali per produrre in nero presso un'altra impresa. Quindi il soggetto è pagato dallo Stato italiano e va a lavorare non presso l'impresa che l'ho messo in cassa integrazione, evidentemente, ma presso un'altra impresa e ci va a lavorare in nero. Questo, aspetti, comandante, è molto interessante, a parte che ci ha dato dei dati che sono di uno scenario disarmante, però è merito del vostro lavoro. Io intendo dire questo, quindi può essere che ci sia anche un incrocio, perché voglio arrivare alla definizione sistema, e non so se lei su questo è d'accordo. Quindi c'è un vero e proprio sistema di gestione di questo tipo di attività che fa capo alla Cina, perché se vediamo che dalle cifre che lei ci ha dato, che sono sconvolgenti, evidentemente c'è una testa pensante, immagino, a questo punto forse unica, non lo so, però quindi può essere che un soggetto prende i soldini alla cassa integrazione, va a lavorare in nero in un'altra attività, e chi prende la cassa integrazione in quell'attività va a lavorare in quell'altra in nero, cioè una sorta di incrocio? Sì? Non può escludersi, in qualche caso lo abbiamo riscontrato, siamo al paradosso assoluto. Ecco, però mi consenta una precisazione rispetto al sistema. Io non le so dare una risposta, perché parlare di sistemi, di un sistema che, come dire, scientificamente gestisca queste cose, non abbiamo evidenze, quindi non lo posso affermare. Devo però dire con altrettanta franchezza che dire che si tratti di circostanze casuali è altrettanto difficile da affermare, difficile da sostenere. La verità, a dirla onestamente, non la conosce nessuno. Del resto lei mi insegna che di fronte ai numeri oscuri si va avanti con approssimazione, con intuizioni. Ecco, in questo caso quindi io mi sentirei di dire: sicuramente non possiamo parlare di un sistema, ma altrettanto sicuramente non possiamo dire che si tratta di circostanze casuali come quelle che abbiamo visto. Tenga presente, per esempio, sempre giusto per parlare di casualità, nel periodo del lockdown, quindi dal 7 di marzo a oggi,
nella sola città di Venezia sono nate una ottantina di attività sono state create una ottantina di attività da parte di cinesi. Nello stesso periodo, sa quante attività sono state chiuse da parte dei cinesi? Mi faccio indovinare, 80. 80. Circa una ottantina. Sì. Una casualità sconvolgente ancora una volta. E sa una cosa ancora più curiosa? Le aziende le nuove aziende create, molte di queste sono nate esattamente dove il giorno prima un'azienda cinese era chiusa. Anche questa è una casualità, evidentemente. Un po' di sana ironia non guarda. Però sa cosa, comandante? Cioè, adesso voglio arrivare anche, se lei ci può dire, anticipare qualcosa di quello che è stato fatto in questi mesi, quindi l'operazione, i vostri lavori. Sembra che è chiaramente un po' per le nostre leggi, un po' forse per la politica che si accorge tardi di un tema come questo, che non lo conosce, perché cambiano opinione solo adesso, dopo quello che è successo e i fari un po' si sono accesi, no? Sul tema Cina nel nostro paese, quando probabilmente è tardi per molti aspetti. Però sembra che corriamo appunto in ritardo perché non abbiamo gli strumenti a volte. Cioè, qualcuno, adesso vedo ci sono decine di commenti anche sui nostri social per questa diretta e questi suoi numeri che, ripeto, sono incredibili, ed è bene che i nostri cittadini conoscano questo tema da chi lo affronta quotidianamente con professionalità. Cioè, forse bisognerebbe far pagare le tasse immediatamente, perché poi non riusciamo a riscuoterle, perché succede tutto questo. Insomma, siamo senza armi, con le armi spuntate? Cosa ci può dire? No, le armi non sono proprio spuntate. Abbiamo delle armi che sono in alcuni casi anche adeguate. Il problema però è la modalità con cui i nostri amici cinesi operano nel nostro paese. Il sistema dell'apri e chiudi, per dirla in due parole, per farlo comprendere a chiunque, un'impresa cinese dura 2, massimo 3 anni, dopodiché scompare. Ecco, noi siamo un paese liberale, democratico e legale, un paese che rispetta le leggi. Noi abbiamo dei sistemi legali che prevedono certe prassi, certe procedure. Loro, operando in 2 o 3 anni, aprendo e chiudendo l'azienda, scompaiono e rendono inerte il nostro sistema rispetto alla possibilità di poterli perseguire. Se l'amico cinese chiude l'impresa e scappa via, va via dal Veneto e va via dove non lo sappiamo, perché non passa certamente dall'anagrafe, così come dovrebbe fare, come fa il fisco, la Guardia di Finanza a notificargli un atto? Non lo sappiamo. Noi abbiamo anticipato il più possibile le attività di repressione, perché vorremmo fare sempre solo prevenzione, ma in questo caso dobbiamo fare repressione. Stiamo cercando di intervenire il più possibile mediante i sequestri cautelari dei beni, di quelle risorse che riusciamo a intercettare. Ma qui è come un giocare a guardie e ladri, perché vede, c'è un sistema che i nostri amici cinesi stanno utilizzando ultimamente, che è un sistema che non ci fa vedere neppure più i soldi. Una volta, quando lei va in un negozio, quando io vado in un negozio e compro 1 chilo di mele, io devo pagare 2 euro, 3 euro, e quindi con la mia in contante o con la mia moneta elettronica pago i 3 euro. Perché io opero nella trasparenza e nella legalità. Bene, noi abbiamo scoperto negli ultimi tempi, abbiamo ormai tantissime evidenze, che i cinesi, quando vendono ai loro connazionali, i soldi non li fanno neppure transitare attraverso il sistema italiano, perché usano dei sistemi di pagamento, usano delle app di pagamento. Penso a WeChat Pay, penso a Alipay del famosissimo Jack Ma, fondatore di Alibaba, certo, che sono degli strumenti di pagamento elettronico che sono ancorati a conti correnti che sono in Cina, non in Italia. Per cui io, negoziante di Venezia, che vendo un bene al mio connazionale cinese, me lo faccio pagare con WeChat Pay e i miei soldi mi vengono accreditati sul conto corrente in Cina.
Pazzesco. Quindi altro che non vedere i soldi, altro che non lasciare niente, qui non li vediamo proprio i soldi. Incredibile. E allora di fronte a un sistema come questo, ecco, qui c'è un buco normativo sul quale noi stiamo cercando di lavorare, perché evidentemente questa tipologia di pagamenti dovrebbe essere bandita. Tu devi utilizzare un sistema di pagamento che sia tracciato dal nostro sistema. Questi pagamenti non sono tracciati e questa è una grossa difficoltà. Allora noi abbiamo avanzato delle proposte di questo tipo. Tu cittadino cinese, tu soggetto che non hai una storia economica più in generale e vuoi aprire una partita IVA, benissimo, aprila pure, perché noi siamo uno Stato liberale e democratico che plaude alle imprese, ai tentativi di nuova impresa nel nostro paese, ma per almeno 2 o 3 anni, fino a quando tu non hai chiuso la tua attività e quindi non sono trascorsi 2 o 3 anni, mi versi una cauzione dove io fisco devo avere la possibilità di avere un tempo ragionevole per poter fare i miei controlli. Guardate che controllare 11.000 partite IVA come quelle cinesi, 10.000 e passa partite IVA come quelle cinesi, non è proprio un giochino. Ogni controllo richiede giornate e giornate uomo, ci vorrebbe un esercito sterminato di finanzieri, di doganieri, di